a Santa Lucia di Piave, amici, per la 1369esima edizione di questa fiera dove Latteria Soligo non manca mai. Siamo in compagnia di Lorenzo Brugnera, a cui diamo il benvenuto. Presidente, Latteria Soligo per il territorio c'è sempre e questa ne è la dimostrazione. Che cosa avete pensato? Beh, diciamo che questa fiera è una fiera molto antica, è una fiera sentita dalla popolazione. Latteria Soligo è una delle prime cooperative del 1883 che ci siamo nel territorio e credo che abbia sempre accompagnato, prima di me e poi con me, abbiamo accompagnato, no, questa fiera. Diciamo che siamo qui con i nostri prodotti, con le nostre eccellenze e anche quest'anno abbiamo avuto delle soddisfazioni sulla mozzarella STG che abbiamo preso la medaglia d'oro di Casius Veneti, ma non manca il mascarpone a Bergamo che abbiamo vinto anche lì come il miglior mascarpone che erano presenti in un concorso internazionale e questa è una soddisfazione. Poi la cosa che ci riempie anche di orgoglio, no? Che non solo prodotti ma anche prodotti, e qui abbiamo trovato lo slogan, no? Che abbiamo detto, no? Che il buono fa anche del bene, perché quando abbiamo del buon prodotto e abbiamo fatto questo, non è stato un concorso ma una presentazione dei prodotti e il consumatore ci ha premiato nel scegliere i nostri prodotti, 1 centesimo del nostro latte e della casatella è andato, no, per questa fondazione dei comuni, che è un qualcosa sicuramente di bello che stanno facendo, una fondazione che si sta interessando di tanti problemi, ma in maniera particolare noi l'abbiamo intitolato Alice, sostanzialmente è per la violenza contro le donne, per sostenere i centri antiviolenza. Ecco, questo è un qualcosa che ci riempie di orgoglio, no? E ringraziamo anche la Regione Veneto e Luca Zaia in maniera particolare, no? Che ci sostiene su questo. Presidente, Soligo è anche attenta alla sostenibilità. Io credo che nel prossimo futuro, senza questa parola, ma non parola per riempirci la bocca, mettendola in pratica, io credo che il nostro pianeta avrà dei problemi se un po', io lo chiamo disastro, no, tra la plastica e i vari prodotti che ci stiamo adoperando, no, sia in agricoltura ma in chimica, questa roba chimica, questi prodotti. Se in 50 anni, 60 abbiamo fatto questo, possiamo immaginare di continuare così per i prossimi 200 anni? Che cosa lasciamo a quelli che sono i nostri pronipoti? E io credo che bisogna mettere mano velocemente come abbiamo fatto. E quando parliamo di sostenibilità, Latteria di Soligo, dico solo l'ultima cosa che abbiamo fatto, nella nostra latteria entra latte, il latte viene trasformato in formaggio, dal formaggio ne esce, il formaggio da una parte e il siero dall'altra, con il siero viene fatta la ricotta perché è una cosa che tutti sanno, dalla ricotta esce questo prodotto, questa scotta, rimangono i zuccheri sostanzialmente, parte grassa e la parte di proteine è già andata tutta in formaggi. E ora questi zuccheri vengono mandati in un biodigestore, no? Che in questo momento come mondo della cooperazione siamo i primi a averlo fatto, un biodigestore che produce solo con quel prodotto, solo che con questo liquido, produce energia elettrica veramente pulita, allora energia elettrica e anche acqua calda. Quello che poi ne rimane viene mandato nel nostro depuratore, sostanzialmente entra un camion di latte, viene lavorato ma non esce più prodotto, scotte e altri prodotti che vengono immessi. Avevamo 1000 autotreni che dovevano portare via questo prodotto, oggi non abbiamo più nessun autotreno che si muove. Io credo che su questo stiamo dando veramente un aiuto al territorio e a quello che è la sostenibilità. Grazie Lorenzo Brugnera, qui dalla Fiera di Santa Lucia di Piave è tutto, le diamo la linea allo studio.